la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Fino all'ultimo, signori, in diretta fino all'ultimo. Semivarin, buongiorno, 7:31. E prima di me c'è stato Matteo Salvini. Ma cosa voglio di più nella vita? Non è impossibile. Lucano, abbiamo su qualche giornale, ne parleremo sicuramente anche di Lucano, e c'è Natalia in regia, buongiorno, è meglio di così. Ma cosa posso volere di più, ragazzi? Voglio voi, e certo, voglio la vostra presenza, perché, signori, il bello di condurre l'ultima rassegna stampa dell'anno è quella di avervi in diretta, di sentire le vostre voci, e lo faremo nel corso della mattinata, di leggere i vostri messaggi WhatsApp al 340 67 09 659, perché il bello della rassegna stampa che sta per accadere su queste frequenze è che proprio ci siamo noi. E certo, cos'è? Fammi sentire cos'è che questo questa è una base farlocca, te lo dico subito, Natalia, assolutamente. Ti hanno imbrogliato, probabilmente cercavano di farti trasmettere qualche porcheria dei tempi passati. Lasciami su bianco, che mi piace, il Semivarin bianco ricorda il Natale, ricorda le feste, ricorda il fatto che siamo sotto zero su Milano, e quindi mi raccomando, copriamoci bene e attenzione ai maranza. E tra i consigli di oggi vi dirò anche come evitare i maranza per chi vorrebbe uscire questa sera. No, dicevo, tante possibilità di entrare in onda inviando WhatsApp al 340 6709 659, perché la nostra rassegna è anche vostra. Ma come ultimo giorno dell'anno, e lasciatemi fare un po' di pubblicità noi stessi, dai, aspetta che scrivo Radio Libertà su Google e voilà, signore e signori, eccolo qua, il nostro sito internet, il sito internet di Radio Libertà, quello che vi permette di leggere i commenti che mai trovereste su altre testate. E se ci volete aiutare l'ultimo dell'anno, cliccate qua. Dona ora, in alto a destra, come andare al gabinetto, e a questo punto, attraverso una carta di credito di qualunque tipo, potete donarci quei famosi 5 euro che ci danno gas. Pompa i 5 euro, pompa i 5 euro. Con 5 euro, signori, che ci facciamo? Una birra? Anche analcolica, sì, assolutamente, ma soprattutto aiutate a migliorare la nostra redazione, che è già all'opera questa mattina, sono tutti lì che cantano. Ce li date 5 euro? Anche attraverso il conto corrente postale minimo. È sempre quello storico di Radio Libertà, Radio RPL, Radio Padania Libera. 3767 1294, intestato a Radio Libertà, via Bellerio, Milano. Contributo volontario, la causale del versamento. E anche qui, signori, se ci volete bene, 5 euro bastano e avanzano. Chiaro che se fossero 50 vi siamo debitori per sempre, assolutamente. Grazie a tutti quelli che lo stanno facendo in queste settimane, che l'hanno fatto, e poi voi, lo so, siete furbi, mi spedite anche la ricevuta, mica che poi grazie anche a quelli che ci stanno venendo a trovare in questo momento di festa. Siamo in via Bellerio 41 a Milano, zona Afori, metropolitana Afori Centro, ormai comodissimi da raggiungere. Se volete siamo aperti fino alle 13 quest'oggi. Sono l'unico in onda? Sì, tanto per... No, no, non sono mica l'unico. Fammi aprire il sito del Corriere. Non ci sono notizie gravi della notte, questa è già una notizia, ma c'è la minaccia russa, scrive il Corriere, ma anche gli altri giornali.
i missili schierati in Bielorussia possono colpire l'Europa. Cioè praticamente la Russia ha schierato in Bielorussia i missili che possono colpire l'Europa. Attacco di droni su Mosca, 600.000 al buio. Questa è l'ultima notizia del sito del Corriere. Vediamo Repubblica. Se va meglio, oltre naturalmente alle novità sulla finanziaria, di cui discutiamo naturalmente, vuoi che non ne parliamo, c'è tutto bello, tutto bello, tutto bello. No, guarda che qualcosa di bello c'è davvero. Avremo alle 11 Vanessa Catoi in diretta con noi. La guerra di Putin, ecatombe rossa. Sono 350.000 i morti al fronte. No, qui non parla dei missili, non vengono esortati. Mattarella, ragazzi, io ero quasi contento, dico dai che quest'anno non lo fa il discorso. Ieri non ne parlava nessun quotidiano e c'è stata questa sorpresa che ieri sera hanno cominciato invece tutti a parlarne, e porco d'un cane, oggi su tutti i quotidiani già ci dicono di cosa parlerà questa sera alle 20:30 in Mondovisione il nostro presidente. Quindi alla fin fine possiamo fare anche a meno di accendere il televisore. Cosa farete questa sera? Questa è la domanda, la prima domanda che Sammy Varin vi fa. Sveglia al 340 6709 659. Vi darò nel corso di queste poche ore che facciamo insieme anche dei consigli per evitare i maranza, e direi che è importante, soprattutto voi che decidete di uscire di casa con sto freddo. Ma dove andate? Sì, c'è qualche locale sicuramente che merita, però cioè pensate di trovare posto tanto per Dai, fammi partire subito dal Gazzettino quest'oggi. Famolo strano il Gazzettino. Perché Sammy Varin parte col Gazzettino? Perché intervista il neogovernatore della regione Veneto, Stefani. Sociale la mia strategia, titola oggi il Gazzettino. Il governatore veneto dichiara: creeremo gli assistenti di quartiere al servizio dei non autosufficienti. E avete sentito, proprio il sociale, la disabilità è uno dei suoi punti chiave e anche uno di quei punti di partenza con cui ha deciso di cominciare il suo governo, strizzando l'occhio alla sinistra, che è rimasta di merda su questa cosa. Cioè, ha preso una proposta della sinistra e ha detto sui caregiver la portiamo avanti. E questi di sinistra sono rimasti come, oh cacchio, cioè questo si insedia governatore leghista di centrodestra e come primo atto fa sua una proposta della sinistra sui caregiver. Lo amiamo, avranno detto. Nessuna cesura con la giunta Zaia. De Berti ha sempre un ruolo chiave, i capi area sono gli stessi. Insomma, la regione del Veneto istituirà la figura dell'assistente di quartiere per aiutare gli anziani soli parzialmente autosufficienti. È il progetto del presidente Alberto Stefani, che annuncia un disegno di legge per impostare la sua strategia del sociale. Non esistono precedenti, saremo i primi in tutta Italia. L'assistente di quartiere per aiutare gli anziani soli. Che ne pensate? Anziani soli? Che ne pensate? 340 6709 659. Non esistono precedenti, saremo i primi in Italia. A neanche un mese dalla presentazione della giunta, il governatore è pronto a nominare i nuovi vertici delle ULSS. Oggi sul BUR l'avviso per presentare le domande e nega cesure con le precedenti amministrazioni. L'ex vicepresidente Elisa De Berti ha sempre un ruolo chiave, i capi area sono gli stessi. È così, signori. Oggi sul quotidiano Il Gazzettino, piatto ricco micifico, c'è anche Fedriga. Sì, pure lui, governatore
del Friuli Venezia Giulia. Pronto per il terzo mandato, il governo rifletta. L'alta velocità in Friuli Venezia Giulia ormai molto difficile per colpa di altri. Le infiltrazioni terroristiche, i legami con Hamas, un rischio concreto anche a nord-est. Le Olimpiadi di Milano Cortina e cos'altro volete, ragazzi? Compratevi il giornale. Non sono mica qui a spacciatore di giornali, sono, È arrivato Simone 2. Cosa vuoi dire? Cosa c'è? Mi hai portato le brioche, Simone? No, dimmelo. No. È solo l'ultimo giorno, ti volevo salutare. Ma grazie. Oggi è puntata speciale. Puntata speciale, l'ultimo giorno di Simone 2, tanto poi lo sai che ritorni perché è sempre così e non si riesce a stare lontani da Radio Libertà. Il semi è troppo irresistibile. Lo so, è il mio profumo che si chiama Dur, è il famoso profumo bossiano dei tempi. Ne ho a casa ancora una boccetta Dur per l'uomo leghista che non deve chiedere mai e che ce l'ha sempre duro, politicamente, of course. Irresistibile proprio. Grazie Simone 2, grazie per essere con noi e per esserlo stato in questi mesi e per aver imparato dei trucchi pazzeschi per fare radio, ma te l'ho detto, vedrai che non finisce qui. Fatemi tuffare invece sul quotidiano La Verità, perché è quello più sincero che spiega meglio il momento che stiamo vivendo. Quale momento? Guarda qua, oh signore, volevo farvi vedere il titolo, mi ha sbattuto fuori. Capisci il motivo per cui io vorrei tornare ancora ai Revox, ai nastri che girano, perché i computer sono belli, sono simpatici, ma poi fanno quel cavolo che gli pare, a volte fanno cose che non gli dici di fare, questo è il fatto, e tu ti immagini con l'intelligenza artificiale, ma capite la paura che sta per arrivare? Eccolo qua il titolo della Verità, il grande bordello. Di chi parla? Di quello che io in questi giorni ho fatto a meno di parlarvi, signori, perché mi sembrava una roba schifosa, o forse troppo normale. Cioè abbiamo scoperto l'acqua calda che per arrivare in certe trasmissioni bisogna fare favori sessuali? Dico io, ma è la normalità, è una roba schifosa, ma è la normalità, ma non c'è neanche da parlarne, ma assolutamente. E invece oggi è proprio su tutti, ma dico tutti i giornali, il grande bordello, titola oggi La Verità. Terremoto a Mediaset. Alfonso Signorini, che si era appena sospeso dalla TV, è indagato per violenza sessuale, un atto dovuto, ed estorsione dopo la denuncia di un ex concorrente del Grande Fratello. Per la procura è un atto dovuto, la difesa accuse irreali di balordi. A sollevare il caso era stato Fabrizio Corona, a sua volta sotto indagine per revenge porn, che ha pubblicato una serie di chat esplicite. È il Me Too del mondo gay? Attenzione, questa è la domanda che La Verità, a differenza di altri, si fa. È il Me Too del mondo gay? Che io non so che cazzo voglia dire, però è una domanda che si fa e gli altri non se la fanno. Repubblica, bada ben, che intervista il famoso travestito, che poi è una travestita, è la grandissima Vladimir Luxuria, la conosciamo bene, l'abbiamo sentita anche noi negli anni, eccetera, e Luxuria dice subito su Repubblica che chiaramente siamo noi razzisti, perché Alfonso Signorini è gay e quindi si fa tutto sto casino perché lui è gay, capisci? Mentre in altri casi, se la persona oggetto di indagini non era gay, non se ne parlava nessuno. E non ne parlava nessuno, e chiedo a voi naturalmente lumi di questa cosa. Vi giuro, io avrei fatto volentierissimo a meno di parlarne, ma lo scrivono tutti i giornali oggi di Signorini, e come faccio a far finta di niente? 340 6709 659, ditemi voi cosa ne pensate. Io personalmente non l'ho mai guardato il Grande Fratello, quando lo guardo perché mia moglie gira sui canali e mi impone di guardarlo, e Signorini mi è simpatico, ma ci mancherebbe altro. Chiaro che può esistere nel mondo dello spettacolo questa cosa,
ma succede da quando esiste il mondo, quindi non ci vedo assolutamente niente di strano. È chiaro che uno può dire no, non ci vengo a letto con te, e una donna lo dice a un uomo, e poi tutti gli altri mix, perché ormai lo sai, la moda è veramente incredibile. Va bene, Il grande bordello è il titolo principale della Verità, che è l'unica che mette proprio in risalto, in rilievo questa cosa schifosa, ma che esiste. Scendo più in basso e sulla Verità si scrive: ci impongono l'imam finito nell'inchiesta su Hamas. Perché? Perché la Corte d'Appello ha detto no all'espulsione di Shahin. Può chiedere asilo. Le umbrafie! Altro colpo basso dei giudici al governo, che voleva mandar via dal paese il predicatore che elogiava le stragi del 7 ottobre in Israele e che è spuntato nelle carte dell'indagine su Hanun. E a sinistra chiedono conto alla Schlein dei legami con l'architetto palestinese. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Wow, 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 wow! Questo piace a tutti i complottisti, Novax, CQ, mi ascoltate, CQDX. Locatelli si smentisce sul verbale aggiustato per rifilare il vaccino Covid anche ai ragazzi. Locatelli, quello che parlava come un robottino, mi pare. Sì, era lui. Patrizia Floderreiter ne parla oggi sulla Verità e chiaramente è tutto vostro. L'ultimo giornale dell'anno, me lo dovete comprare, anche perché domani i giornali non ci saranno, e quindi se lo comprate oggi ve lo slurpate sia oggi che domani, mi raccomando, soprattutto questa sera con Mattarella che cosa dirà Mattarella? Io spero solo che non tiri fuori i migranti, mamma mia. Cosa dite? Gliela faccio la domanda sullo scafista Morelli. Oggi dovrebbe esserci il sottosegretario Morelli e io gliela faccio la domanda, questa cosa che ha graziato lo scafista Mattarella. E a me sta roba mica è andata giù. Poi è un caso particolare, ma questo è arrivato in Italia guidando il barcone con 49 morti, capito? Tu dici, ma non era colpa sua, poverino, sono morti perché, sai, giù il motore, le esalazioni, la benzina. No, perché poi fare lo scafista adesso è una cosa anche di moda, capito? Poi, anzi, andrebbero retribuiti, qualcuno dice. È una figura chiave dell'immigrazione che serve molto all'Italia, e sono risorse. Vabbè, così stasera Mattarella può evitare la solita sbobba in TV, signori. Si mette a dare consigli non richiesti, La Verità, per un discorso da vero presidente. Ti immagini se lui ascolta quelli della Verità? Surreale polemica dei Dem a Sanremo? Se la prendono con il vescovo che ricorda gli aborti, il PD contro la campana per i bimbi mai nati. Ma soprattutto oggi sulla Verità si intervista Cantelmi, lo abbiamo visto, se non ero proprio ieri in TV, sulla famiglia nel bosco. Sistema troppo rigido, questi metodi traumatizzano i piccoli. E chiaramente si parla della polemica di questi bimbi strappati, bambini strappati. Vi ricordate? C'era una trasmissione su questa radio che si chiamava proprio così, #bambini strappati. Entro subito nel merito, signori. Sì, dobbiamo toglierci il problema e andiamo a pagina 2 del quotidiano La Verità. Signorini finisce indagato per violenza sessuale, contestata pure l'estorsione. La Procura di Milano parla di un atto dovuto dopo la denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. La difesa del conduttore, accuse irreali di balordi. È chiaro che però se ci sono le chat che naturalmente ha pubblicato Fabrizio Corona, sarà il solito casino. Fammelo vedere sto Antonio Medugno. Comunque un bel ragazzo, cioè, ci andrei a letto. Cosa stai dicendo, Sammy Varini? Antonio Medugno, ex GFino, quindi che è andato al Grande Fratello perché la prima volta non l'hanno preso, poi ci ha ritentato e l'hanno preso, ma lui dice che non ha fatto niente con Signorini, è mai andato a casa sua, è stato lì a dormire, ma in 2 camere separate, signori, siamo proprio, noi sfrugugliamo, ci piacciono queste cose, e se c'è di mezzo il
gay ci piace ancora di più. Ma è possibile sta cosa, ragazzi? No, perché comunque un tempo si faceva, io sono il direttore e assumo la regista se chiaramente fa qualcosa con me, e questo insomma è una roba che era abbastanza appurata, eccetera. Ma sta roba che io sono il direttore gay e assumo Simone solo se mi fa i massaggi dove voglio io, cioè che no, era una battuta, no, lascia stare, no, assolutamente, non sono direttore e non voglio i massaggi. Però i massaggi sul collo non sono male, assolutamente. Bene, passa da Sallusti, dopo di farli anche a lui, naturalmente, da tutti. Ovvio. Massaggio per uno. Come mi assume. E lo vuole anche Natalia. Massaggio tutti, massaggi assolutamente. Abbiamo una schiera di massaggiatori pronti qua. Dai, sto ridendo un po', ragazzi, è un mondo di merda, lo ricordiamo ai giovani che ci seguono, ma forse loro lo hanno già capito meglio di noi fricchettoni anni 70-80, che però, ragazzi, questa notte ci sarà un nuovo episodio su Netflix di questa serie che va tantissimo sugli anni 80, e mi dicono proprio, ma sai che me lo dice che mio figlio Elia mi ha detto questa frase: vorrei essere nato negli anni 80. Incredibile, eh? E io che sono nato alla fine degli anni 60 dico che effettivamente ci siamo divertiti, sicuramente. Adesso il divertimento è stare lì attaccato con il telefonino, e infatti ci sono in molti che predicano pesantemente che bisogna toglierlo almeno per qualche ora ai ragazzi. Sì, siamo ancora qui a parlare di signorini, perché a differenza di altri quotidiani che poi vedremo, a pagina 2 della Verità ci si chiede, con Riccardo Torrescura, si apre uno scorcio anche sul Me Too gay? Il cancan giornalistico rischia di far passare il presentatore come un Westin arcobaleno, capito? Ecco perché c'è reticenza. Ieri è stata una grande giornata per il mondo arcobaleno, può finalmente dire di aver raggiunto la piena eguaglianza di diritti con gli eterosessuali, tutto grazie alla vicenda che coinvolge suo malgrado Alfonso Signorini, indagato dalla Procura di Milano per estorsione e violenza sessuale. Anche l'universo LGBT, con qualche anno di ritardo, colma dunque una lacuna al suo Me Too, il suo scandalo catodico sessuale a base di molestie. Il gay che molesta qualcun altro per chiaramente avere del sesso. Allora, a parte che è sempre successo, lì c'è la differenza comunque, ci sono i gay che fanno la loro vita sessuale tranquillamente senza rompere le balle, ci sono le checche. E questa è la differenza, signori. Voi direte che sono omofobo, va bene, vi amiamo, anche voi che mi dite che sono omofobo. Ci sono le checche, che sono quelle che si atteggiano a gay, che lo devono far vedere che sono gay, che vengono lì ad abbracciarti, a farti le propostine, scherzando, ridendo, eccetera, che io paragono comunque anche agli uomini che importunano le ragazze, le donne, che prima di guardarle in faccia le guardano le tette, che fanno battutine e magari ti danno anche la pacca sul culo. Allora, ci sono momenti e momenti, capito? Non è che se ti do una pacca sul culo e sono uno che odia il genere femminile, eccetera, ci sono momenti in cui si può scherzare, che si accettano gli scherzi, allora come la ragazza dà la pacca sul culo a me, io gliela do a lei, ma ci deve essere compiacenza, momenti belli che si vogliono vivere in questo modo, certo non dal nulla, certo non con una sconosciuta. Che cosa ho detto? Cose giuste o cose deficienti? 340-6709-659. Fatto sta, insomma, che adesso il Me Too, lo scandalo catodico sessuale a base di molestie gay, eccolo qua. Il primo a spingere su questo tema è stato il gran maestro di cerimonie di questo grottesco circo del pettegulesse esondato nelle aule di giustizia, ovvero Fabrizio Corona, che nel suo podcast falsissimo ha indossato le vesti del giustiziere delle notti brave e ha sventolato sotto il naso degli italiani, che a milioni si sono avventati sul banchetto, risme di carta contenenti messaggini inviati da signorini medesimi
cinismo ad alcuni giovanotti gonfi di muscoli e ambizioni di arrivare al Grande Fratello. Qua mi fermo perché mi viene da vomitare, però signori oggi avete capito, è tutta vostra la verità. Anche a pagina 3, che parla chiaramente in una pagina fitta della vita di Signorini, una vita in mezzo ai VIP tra foto, moda, scoop e inchieste. Colto, raffinato, re del gossip, il direttore di Chi è esploso dopo i 30 anni con una formidabile carriera tra giornali e TV, dove si è spesso trovato a gestire grane mediatiche e politiche da Marrazzo, ricordiamo chi era Marrazzo, a Sircana. Ricordiamo anche chi era Sircana, eh? Tutti gay, dici tu. Oh, no, non ho mica detto. Chi ha detto questa roba? Fatto sta, signori, che se volete ripercorrere la carriera di Signorini, che comunque a me sta simpatico e che comunque mi veniva il dubbiettino che ci fosse dietro qualcosa, ma è normale, come tra uomini e donne, anche tra uomini e uomini. Dio mio, ragazzi, il Me Too le salta fuori. Dai, vado avanti, basta, non ne parliamo più di questa cosa, vi prego. Sono robe scontate. Noi non dobbiamo parlare di questa roba qua, capito? Non dobbiamo farlo, ma in prima pagina sulla Sacra Quotidiana Verità, è diventata una femmina, la Verità. Altro regalo dei giudici, l'imam resta qui. Ciapala lì, qui siamo sugli argomenti nostrani. Pagina 5 della Verità, una nuova sberla dei giudici al governo. Shahin, che elogiava le stragi del 7 ottobre, resterà in Italia malgrado il decreto di espulsione del Viminale, perché la Corte di Caltanissetta si è appellata alla richiesta d'asilo del predicatore coinvolto nello scandalo dei fondi ad Hamas e insomma parla che non è mica pericoloso, ma ci mancherebbe altro. Anun non risponde alle domande, a sinistra presentano il conto a Elli, l'architetto rilascia solo dichiarazioni spontanee, Gozzi dice Schlein chiarisca i suoi legami, ma ci sono altre intervistine oggi sui quotidiani di esponenti del PD che lo dicono chiaramente, insomma bisogna prendere le distanze da questa gente. Siamo sempre sulla Verità, altro argomento nostrano per fortuna, pagina 6, il Senato è pronto a riprendere il disegno di legge sul fine vita, lo sapete, alla fine bisogna anche prendere delle decisioni, ragazzi, a me dispiace per senatori, deputati, se ho fatti un culo quadro con la finanziaria, adesso con il nuovo anno decidiamo di decidere, dopo la decisione della consulta sulla via Toscana al suicidio assistito, lo sapete, si è portata avanti la Toscana su tutto, molto avanti, loro sono del PD, ma fanno le robe che non vanno bene. Dal 7 gennaio potrebbero ripartire i lavori. Gasparri di Forza Italia: vogliamo valorizzare i paletti messi dalla Corte per arginare la deriva eutanasica. Chiaro che, signori, è una roba trasversale e penso che sia il pensiero un po' anche di tutti voi. Se vi trovate in una situazione terribile, inguaribili, impossibili, sofferenze, eccetera, uno dice, ma sì, datemi qualcosa e ci vediamo al creatore. Ditemi anche cosa ne pensate su questo. 340 6709 659. Paginone a pagina 10 della Verità, mentre su Libero c'è solo un trafiletto e su altri quotidiani proprio non c'è questa notizia. Strade insicure, paura a Modena, prete accoltellato a gola e schiena in pieno centro città. Un missionario colombiano trovato ferito da un passante non è in pericolo di vita, l'assalitore pare un giovane nordafricano, il nordafricano che accoltella alla gola e alla schiena un prete. Un residente si è fatto aiutare dai camerieri di una trattoria per bloccare il sangue. Il barista di un locale nei pressi del misfatto: in questa zona siamo messi così. Paura a Modena, signori. E attenzione, tra poco parleremo anche di altre paure, ma è chiaro, dovete restare con noi, ragazzi, perché questa è la rassegna stampa come non esiste su nessun canale, quella da condividere. Già, se condividete l'ultima rassegna dell'anno, ci amate tutto l'anno, su Facebook, su YouTube cercando Radio Libertà, oppure su Facebook cercando Lega Salvini Premier. È in onda la nostra rassegna stampa, schiacciate il pulsantino condividi
e la condividete sulla vostra pagina Facebook o la inviate tramite WhatsApp a parenti o amici che si cuccano il semmivarin di fine anno. Ci fermiamo, c'è la musica indipendente, ogni mezz'ora un artista sconosciuto che stiamo facendo conoscere. Oggi tocca a Paola Massoni. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Minuit chrétien s'élève solennel où l'homme dit descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père hors de l'écourou. Les mondes entiers tressaient d'espérance à cette nuit qui lui donnant sa vie. Peuple à genoux, attente de délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, voici le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour inné, c'est qu'enchaîner les fers. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tout qu'il souffre mer. Peuple debout, chantez ta délivrance. Noël, chantons les Rédempteurs.
Bella anche questa versione di Minuit Chrétien di Paola Massoni, la trovate facilmente su YouTube, datata 1847, Holy Night, e spesso cantata alla prima messa di Natale, quella di mezzanotte. Noi abbiamo scelto l'ultimo giorno dell'anno per augurarvi buon anno nuovo, buone feste, per chi le feste le fa, ma semplicemente è festa se siete a casa dall'ufficio qualche giorno, e questa è la cosa più bella, cercare di staccare. Difficile per noi che mangiamo pane e politica, direi che è impossibile, però almeno ci si prova. 6 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno e buon anno nuovo da Sammy Varin. Stiamo leggendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. Naturalmente tanti auguri da parte di tutti, c'è la Pina, tanti auguri a voi tutti per un sereno nuovo anno 2026. Speriamo che questo nuovo anno sia finalmente sereno in tutti i sensi, ma lo sai, già il fatto di stai sereno suona male. Ciao Sammy, buon anno e grazie per il tuo lavoro quotidiano. Mi domando il perché, se si parla di scandali riguardanti i gay, si sollevi questa levata di scudi. Non è che in quanto gay sono vittime a prescindere? Martin, interessante meditazione. Mattarella parlerà di armamenti perché ci sta minacciando Paperino Paolino e dobbiamo essere pronti a difenderci dalla carica dei 101. Eccola qua, ci avete già fatto le previsioni del Mattarella. Il Grande Fratello è la celebrazione del gossip e della morbosità diffusa. Credo che chi lo guarda abbia seri problemi. Cerchiamo di cominciare bene l'anno facendolo fallire per mancanza di seguito. Bravo Marco, ma in effetti è vero, cioè anche lo stesso capo di Mediaset, il figlio del grande Berlusconi, lo ha riconosciuto, insomma, che c'era qualcosa che non funzionava e che continua a non funzionare, anzi forse è peggiorato anche, visto chi c'è in prima pagina. Sulla causa della casa nel bosco c'è qualcosa che mi sfugge. Ci dicono che i bambini non sono dei genitori, ma che i giudici loro possono decidere come gestirli. Ma le bambine dei musulmani, dove i genitori possono decidere di farli sposare e a degli adulti, questi giudici cosa dicono? Non dovrebbero toglierli anche a loro? Bella meditazione, i bambini dei musulmani, bambini rom, eccoli lì i leghisti razzisti, lo sapevo io. Ciao Sammy, ma non hai capito che la patata è diventata troppo difficile e pericoloso da trovare? Al contrario, il suo succedaneo è cosa sto dicendo? È alla portata di tutti per sfogarsi un buco vale. Oh, ma allora, ma dico, ma siete già ubriachi, ragazzi? E questo mi diceva di bere il vino analcolico. Ma tu che cosa bevi la mattina? In camere separate, uno dei due russa come un trattore. Secondo me dire frocio è più bello. Che palle che siete, perché poi le fate dire a me ste robe, cioè, e d'altronde sono i messaggi che mi scrivete. Io capisco, è l'ultimo dell'anno, c'è un po' d'allegria, volete fare il capodanno con il botto, sì, alle 8:45 vi parlo io di botti e arriva il senatore Manfredi Potenti, responsabile della tutela del benessere degli animali, e ne parliamo di botti, perché i botti ammazzano gli animali di paura. E sai quanti uccellini, a proposito di Enzo che c'ha sempre in mente quelli, davvero, cioè di paura, muoiono centinaia di uccellini per questi boom boom boom. Almeno ho cambiato argomento. Radeschi, sì, si vuole la marcia di Radeschi questo ascoltatore, non lo so, ma non so neanche, provo a vedere se tra le canzoni c'è marcia di Radeschi, altrimenti gliela mandiamo su YouTube quando finisce la rassegna stampa come riempitivo prima di Liberamente, la Radeschi March, ma è giusto, basta, te l'ho mandato in onda. C'è anche un audio sul cursore, sentiamo cosa dice questo sul cursore. Buongiorno Sammy. Buongiorno. Io credo che tutti abbiamo avuto qualcuno in famiglia che non stava bene, che era la fine del suo percorso, e si sa benissimo che a un certo punto
i medici aiutano a un trapasso, a una morte senza sofferenza. È vero, già succede. Quello del fine vita spesso è l'ingresso per un nuovo modo di gestire la vita umana, cioè quando non servi più, ti tolgo di mezzo e facciamo prima e costi anche di meno. Ecco, io credo che sia un atto di egoismo e di vite che non hanno amore. Buon anno a tutti e speriamo che l'anno prossimo sia migliore di questo. Un abbraccio. Grazie caro per questa meditazione, e lo sarà sicuramente migliore anche grazie a voi ascoltatori di destra, di sinistra, che amate o che odiate la politica e che utilizzate questa radio di nicchia però ben collegata con la, speriamo, buona politica, per portare qui sul tavolo le vostre proteste, le vostre proposte e tutto quello che secondo voi si può fare, come se foste voi al governo, signori. Fammi ritornare sul quotidiano La Verità, già, perché si torna a parlare della famiglia nel bosco, e proprio oggi a pagina 13 La Verità intervista Tonino Cantelmi. Tonino Cantelmi è uno psichiatra molto stimato da Papa Francesco, scelto dalla famiglia nel bosco. Abbiamo bisogno di regole più flessibili che siano in grado di tenere conto di madri, padri e figli, l'istruzione parentale sia fatta bene, insomma. Per i bimbi Trevaillon è un trauma tutto quello che stanno vivendo. Bisogna ripensare a tutto il sistema. Francesco Borgonovo, che sapete è tornato a dirigere una trasmissione su queste frequenze il martedì e il giovedì alle ore 13, Tonino Cantelmi, uno psichiatra di grande esperienza e autorevolezza, professore associato all'Istituto di Psicologia dell'Università Gregoriana, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2020 fu nominato da Papa Francesco consultore del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, che non sappiamo chiaramente cosa voglia dire integrale. Io penso una roba che non fa ingrassare, ma deve essere un'altra cosa. Gli avvocati dei Trevaillon nella cosiddetta famiglia nel bosco lo hanno nominato consulente di parte in vista della valutazione a cui saranno sottoposti nei prossimi giorni per volontà del Tribunale dei minori dell'Aquila. Lo sapete, non sta finendo qua, ora visita psichiatrica per tutti quanti e soprattutto le solite immagini rubate. Ieri hanno fatto vedere i bambini che giocavano con le lavatrici, quelli, sai, quelle a gettone, e subito la conduttrice diceva: vedi, però hanno dimestichezza con le tecnologie eccetera, perché erano lì che mettevano dentro, tiravano fuori la roba dalla lavatrice, cioè non si sa più a cosa pigliarsi, bisogna fare notizia. È la scuola che li ha invitati, certo, vieni nella nostra scuola. C'è un paginone comunque quest'oggi a pagina 13. La verità, certo, è che questi ragazzi hanno subito un trauma sicuramente e ne subiranno altri purtroppo con la visita degli psicologi, dei genitori, e pensa un po' cosa possono pensare loro. Andiamo avanti sulla verità, signori. Oggi ricca di emozioni, soprattutto questa, ragazzi. Il medico dei migranti a Lampedusa lascia il PD. Ma chi è? Dai che ve lo ricordate. Pietro Bartolo se ne va dal PD e lo attacca dicendo è un partito di faide. A Bartolo! Che sei Lampedusa, sei di Lampedusa, e dico, ma cioè non l'avevi capito sta cosa? A Lampedusa si vede che il PD il PD a Lampedusa vuoi mettere. Pietro Bartolo è il medico simbolo dell'accoglienza a Lampedusa, ex eurodeputato, lascia il Partito Democratico. La decisione arriva dopo le dimissioni nei mesi scorsi della segreteria regionale siciliana dei Dem. Non sussistono più le condizioni perché io resti nel PD, scrive Bartolo sui social, denunciando un partito sempre più autoreferenziale, ma va, segnato da faide interne e giochi di potere. Ma no, la porta
C'è corrente? È pieno di correnti, ma ci sono da tutte le parti le correnti, dai. Distante dai territori, ma cosa mi dici mai? Pur lasciando i Dem, Bartolo assicura che il suo impegno politico non verrà meno e che continuerà a lavorare per costruire un'alternativa credibile alle destre. Saluti e baci a Bartolo che lascia il PD, e l'unico a dirlo oggi è il quotidiano La Verità. A pagina 19 si parla un po' del resoconto europeo di questo anno. Magari riusciamo a beccare alle 11:30 Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, consigliere comunale a Milano, ma soprattutto vice segretaria federale della Lega. Questa mattina alle 11:30 cercheremo Silvia Sardone e le chiederemo appunto un po' un resoconto, un bilancio politico del 2025. Ce lo fa comunque a pagina 19 il quotidiano La Verità, scrivendo: tra nuovi dazi green e Mercosur, Ursula stende industria e agricoltori. Da domani scatta il KBAM, KBAM, KBAM. Chi importa cemento, ferro, si chiama così, KBAM. Chi importa cemento, ferro, energia, alluminio, acciaio, dovrà pagare la carbon tax. KBAM, KBAM. I trattori bloccano mezza Europa contro il trattato di libero scambio col Sud America con tanto di benedizione. Attenzione, parliamo di Mercosur, ne stiamo parlando in questi mesi, siete stati voi ascoltatori a lanciare l'allarme ancora prima che suonasse, e vi ringrazio. Carlo Cambi riassume tutto quanto a pagina 19 del quotidiano La Verità. E signori, ne parlavamo proprio ieri. Per provare nuove emozioni, l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno, beviamo la birra analcolica, che è buonissima, quella senza alcol. Abbiamo sdoganato il vino senza alcol, prima o poi lo troviamo dai nei supermercati, ma nei supermercati non siamo ancora riusciti a trovare i grilli. Sì, gli insetti croccanti che gnum. Io ti dico, come prima cazzata dell'anno la farei questa cosa, ma non riesco a trovarla. Signori, l'azienda che vendeva vermi in Francia è fallita. In bancarotta la francese Insect, simbolo europeo delle proteine da insetti, dopo aver incassato centinaia di milioni anche pubblici, impianti avveniristici, ma il mercato è nullo. Loris Puccio Conti oggi sulla Verità ne parla. Il cibo del futuro non ha superato il presente. Insect, startup francese celebrata come modello di sostenibilità e innovazione alimentare, è stata messa in liquidazione malgrado oltre $500 miliardi di finanziamenti pubblici e privati. Signori, paginone sul quotidiano La Verità, che fa capire che forse alcune mode sono soltanto delle mode, un po' come la storia green, sai che bisogna andare tutti quanti a batteria, eccetera. L'ibrido, per favore, l'ibrido, scegliamo l'ibrido. Intanto sono le 8:18, ragazzi, io voglio farvi un grande regalo quest'oggi, dopo il quotidiano La Verità, e so che non ve lo meritate, adesso cominciate a dire ma no, ma Sammy, ma non dovevi, ma qui, ma là, ma su, ma giù. Dopo il quotidiano La Verità, sapete cosa faccio? Te ne vai? Scrive qualcuno. Oh, resto qua, vi leggo il quotidiano Libero. Adesso Sammy Varin, ma stiamo esagerando. 2 quotidiani di centrodestra, uno dietro l'altro, facciamo un trenino carino per l'ultimo dell'anno. I nemici del ceto medio, titola oggi Libero. Meno tasse, sinistra in rivolta, tutte le bufale sulla manovra. E della manovra, se avete qualche domandina, la potete già scrivere al 340-6709-659. Parleremo sia con Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, alle 9, sia con Vanessa Cattoi, deputata della Lega, alle ore 11. Intanto però la Schlein, che oggi è intervistata su un giornale di sinistra, poi ve la leggo naturalmente l'intervista, dice: una finanziaria per ricchi, ma il governo ha tagliato 2,9 miliardi di imposte ai dipendenti con meno di 50.000 euro di reddito e trovato 1,5 miliardi per le famiglie, signori, titola oggi il quotidiano Libero. E a proposito di una sinistra che rosica, Mario Secchi, il suo editoriale si intitola Sbagliano le
previsioni e rosicano. Nella giornata in cui il Parlamento ha votato la manovra ci sono buone ragioni per continuare a fare questo mestiere. L'opposizione ha fatto il solito baccano, i commercialisti del progresso hanno impaginato la loro contabilità dei sogni, i social sono pieni di saltimbanchi. Nella partita doppia, nel triplo gioco di tanti, a noi spetta il compito di essere realisti, che di questi tempi significa fare il controcanto alla sinistra tassa e spendi, ai liberal mo ti spiego io come ha fatto Reagan, ai paraguru che firmano cambiali che non pagano mai. Tutte le previsioni delle sinistre intelligenti e dei liberali hanno fatto flop, i mercati hanno chiuso un anno da record, l'economia americana ha continuato a crescere, più 4,3 nel terzo trimestre 2025, e i dazi di Trump non hanno innescato nessuna recessione. L'inflazione è sotto controllo, anni luce lontana dalla corsa pazza dell'era Biden, la guerra a Gaza è finita grazie a Trump, il nostro ciuffo dell'anno, Netanyahu e al formidabile esercito israeliano, dell'asse della resistenza islamista sono rimaste le macerie, l'Iran è un relitto, oggi ne parlano alcuni quotidiani, Hezbollah è un fantasma, Hamas è uno zombie. Su questo avrei qualche dubbiettino, visto che quello che sta succedendo in Italia è gravissimo e l'appoggio di una certa sinistra a questa gente è pericolosissimo. Non riporto per pura pietas le cronache di chi li definiva imbattibili. La guerra in Ucraina è una ferita aperta, ma sappiamo che non saranno i fan di Mohammed Hanun e dei filantropi del terrore di Hamas a chiuderla. Poche ore fa il governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha varato la sua quarta legge di bilancio. Il centrodestra non ha rapinato gli italiani, né ha tutelato i risparmi, ha alzato una diga contro la speculazione, ha dato prova di disciplina in tempi di ferro e fuoco, dove gli stati considerati virtuosi sono finiti gambe all'aria. Quanto a chi predica tagli di tasse gonfiati come lo zucchero filato al Luna Park, anche da destra, sta suonando il piffero con i soldi degli altri. Il Telegraph ieri si chiedeva: Meloni riuscirà a salvare l'Europa? Noi speriamo di vedere anche nel 2026 i rosiconi continuare a rosicare. Siamo sul quotidiano Libero, anche qui in taglio basso, aperto fascicolo, atto dovuto, signorini indagato, la verità sull'inchiesta. Chiaramente, se non vedete l'ora, dovete comprare anche il quotidiano Libero, sicuramente ben informato, ma io sto su altro. Hanun rigetta le accuse, era solo beneficenza, e i giudici lasciano libero l'imam radicale di Torino. Capite, insomma, da che parte stanno? La sensazione è questa, che alcuni giudici vogliono proprio l'islamizzazione, ma c'è il commento di Lorenzo Mottola, già a proposito di tutto questo, della manovra, gneniero, a proposito di Lega. L'ultima spiaggia rossa, sapete qual è? Attaccarsi a Salvini e al Milan. Nel campionario delle difese meno efficaci messe in piedi a sinistra sul caso Hanun, ce n'è una che sicuramente risulterà difficile da battere per illogicità. Il verde Angelo Bonelli l'altro ieri sul Corriere e Luigi Manconi a 24 ore dopo su Repubblica hanno provato a giocare la carta della disperazione, il caso Salvini-Lucci. Dice Bonelli: anche Salvini anni fa è stato fotografato mentre stringeva la mano a uno dei capi della curva del Milan, il quale ha avuto parecchi problemi con la giustizia, e quindi parrebbe di intendere dal ragionamento verde tutto si pareggia, perché anche la sinistra ha fatto le foto con questo tale vicino ad Hamas, e lo dice senza arrossire. Ora, il parallelo tra la storia di Salvini e il caso Hanun ci starebbe se metà dei dirigenti della Lega negli anni si fosse fatta vedere con tanto di sciarpa rossonera in mezzo ai capi dei guerrieri ultras, belli sorridenti e in posa. E non è tutto. Avrebbe senso parlare di vicende simili se i leader del Carroccio fossero scesi in piazza per contestare il Daspo a uno dei leader della curva del Milan. Il riferimento è alle manifestazioni per la libertà dell'imam di Torino, raggiunto da decreto di espulsione
espulsione per i suoi legami sospetti con il mondo della jihad islamica. Infine, ci potrebbe essere un lontano paragone tra le due storie se dei salviniani si fossero messi con post e video a raccogliere fondi per pagare le coreografie degli ultras. Ovviamente no, non è successo di nulla di tutto ciò, ma qui sta il bello. Nonostante questa è una decina d'anni che vari esponenti della sinistra continuano a rinfacciare quella foto a Salvini. Dice oggi Laura Boldrini, che peraltro ha ammesso di aver incontrato Annunni in un ufficio e non in piazza per caso, che i politici incontrano centinaia di persone, molti di loro chiedono di scattare delle foto, spesso anche per strada, al volo. Questo non significa che con quelle persone si hanno rapporti o le si coccolano, come hanno descritto alcune testate di destra. Belle parole, peccato sia stata sempre la Boldrini a dire, riguardo alla foto di Salvini con Lucci, che se il ministro sdogana questi comportamenti, sdogana in questo modo crimini che vengono commessi e che sono stati accertati. Vuol dire che si può fare. Il messaggio è pericolosissimo, diceva la Boldrini. Una lezione di doppiopesismo da manuale, senza vergogna. E ci sta. E ci sta come ultima meditazione dell'anno. Siamo sul quotidiano Libero, ragazzi. La Schlein intanto resta in silenzio. Conte ora fa la vittima, la sinistra è imbarazzante e questi vorrebbero governare. 4 giorni dopo le manette agli islamici, Elli ancora non commenta, eppure ha trovato la voce per contestare il referendum sulla giustizia e attaccare l'esecutivo. Per Giuseppi il centrodestra vuole solo infangarlo, ma tra poco ve la leggo l'intervista ad Elli, ragazzi. Approvata la manovra con meno tasse, ma l'opposizione protesta. Schlein aiuta i ricchi, è l'unica frase che ha detto. Se vi interessa, molti sardi ci stanno ascoltando e si lamentano moltissimo del loro governo. Pietro Senaldi oggi sul Libero parla della sanità. Sulla sanità Todde, lo sapete, la governatrice pentastellata che ha vinto per un soffio in Sardegna e che sfugge alle inchieste, squish, 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 si salva sempre. Sulla sanità Todde se ne frega della consulta perché la Corte ha bocciato la legge sarda sulla sanità, ma la governatrice grillina tira dritto, ragazzi, è una veramente in gamba a fare queste cose. Signori, CQ, siamo sul Libero. Oggi interessante, soprattutto se siete a Milano e soprattutto se siete nostri ascoltatori, perché Giovanni Sallusti, il direttore di questa radio, oggi scrive a pagina 10: la resa di Milano al Capodanno senza concerto, ormai in città comandano i Maranza. Signori, è sottomissione, non lo sapevate? Milano è l'unica grande città dove non si fa nessun concerto, nessuna festa di Capodanno. La festa ce la faranno i Maranza. Attenzione, sempre sul Libero, qualche pagina dopo, ci sono i consigli però, per chi vuole uscire a tutti i costi, per chi vuole andare in centro a Milano questa notte. Capodanno, come salvarsi dai Maranza, guida per sopravvivere al 31 dicembre, siamo a questo punto. Piazza Duomo blindata, ma senza eventi e solo per 4.500 persone. Ti conteranno quando andrai dentro: 1, 2, un Maranza, 2 Maranza, 3 Maranza, 4 Maranza, 5 Maranza, 6 Maranza, 7 Maranza. Se andate in Piazza Duomo, fatevi accompagnare da un fratello, da un cugino, siate una compagnia non di sole ragazze. Tirate dentro l'omaccione peloso, fa niente se è Maranza pure lui, ma tirate dentro qualcuno, ok? Che non sia di sesso femminile, anche se adesso il Me Too è normale, insomma anche il gay è normale che ti viene a rompere le palle. Cosa sto dicendo? Le forze dell'ordine schierate nei punti critici. Siamo sempre con Massimo De Angelis sul Libero nel paginone di Milano, che vi dà dei consigli d'oro, secondo me, su come salvarsi dai Maranza questa notte e soprattutto su quali locali invece sarebbe il caso di frequentare. E allora posso dirvene qualcuno? Dai, ve ne dico, ma proprio
a caso. Per chi vuole giustamente evitare ogni possibile contatto con baby gang e alterati Maranza, consigliamo 3 diverse situazioni sulle quali concentrarsi, scrive oggi Libero. Partendo dal benessere, Terme de Montel nel quartiere San Siro propone un evento non convenzionale ispirato al The Great Gatsby, il grande Gatsby, che unisce atmosfere anni 20, sonorità jazz, spettacoli dal vivo e percorsi salute tra colonne Liberty, acque calde, performance artistiche. Passando poi alla buona musica, il suggerimento riguarda naturalmente il locale Blue Note nel distretto Isola con l'immancabile Armen Gospel Choir. Sono andato anch'io una volta. Il gruppo porta sul palco l'energia e la potenza del gospel per uno show in grado di unire emozione, spiritualità e ottimo sound. Insomma, anche l'idea di passare il Capodanno in un locale non è male, peccato che saranno tutti quanti strapieni e alla fine non riesci neanche a muoverti, diciamolo, anche il Libero lo dice, locali e ristoranti fanno il pieno in città e fuori. Il consiglio del Sammy Varin spassionato: fate come me, io venderò bibite a casa mia, sarò erbibitaro, caramelle, cioccolati, bonbon, patatine, perché i miei figli fanno un festino al piano di sotto in taverna e io sarò quello che distribuisce i biglietti all'entrata e controllerà ogni persona che entra. Questo è il destino del Sammy Varino. Ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pausa minimo e c'è la canzone indipendente oggi, canzoni importanti, la bellissima versione di Laura Masciotti del bellissimo pezzo intitolato Adagio. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te, adagio. Le notti senza pena, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò. Adagio, chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia, sento battere in me questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei
Sì, un bell'urlo verso l'anno nuovo con Laura Masciotti. Questa versione di Adagio mi ha colpito. Lei è musicista, sassofonista, cantante, ma anche musicoterapeuta. Arriva da Acqualagna, Pesaro e Urbino. Brava Laura Masciotti con Adagio. Restate lì che tra poco torniamo a parlare di Maranza. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Moderata alta pressione sul nostro paese, ma con qualche isolata insidia in questo ultimo giorno del 2025. Nella prima parte della giornata sole dominante su quasi tutta l'Italia, con cieli spesso sereni. Possibili alcuni addensamenti localmente compatti sulla Val Padana e tra Sicilia e Calabria, qui anche con qualche pioggia associata. Nel pomeriggio peggiora in Sardegna, ancora instabile anche in Sicilia, calo termico sensibile e venti tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buon anno da Sammy Varin, grazie per averci accesi fino all'ultimo in vostra compagnia con la rassegna stampa del 31 dicembre 2025. Parliamo di Maranza, sì, e vi dicevo, il bello oggi è comprare un giornale che vi tenga compagnia sia per oggi e per la giornata di domani, anche perché domani non ci saranno quotidiani. Beh, oggi Libero è sicuramente pieno di articoli che ci interessano e anche di commenti che ci interessano. Uno di questi lo trovate a pagina 10, proprio nella pagina delle libere opinioni, è del nostro direttore Giovanni Sallusti, che parla della resa di Milano al Capodanno. Siamo gli unici a Milano che non fanno il concerto. Ormai in città comandano i Maranza. Vi ricordo poi che nel panino milanese di Milano, appunto, del quotidiano Libero, ci sono delle notizie interessanti sui Maranza, nel senso che ci spiegano, ci consigliano come salvarci dai Maranza a Milano, ma Sallusti
alla fine in questo articolo lo spiega chiaramente, è dal 2019 che il sindaco di Milano dice ma sì, l'anno prossimo lo faremo il concerto, e poi non lo fa mai, e per paura dei Maranza. Non si abdica al Capodanno per paura dei Maranza, si mettono i Maranza in condizione di non nuocere al Capodanno dei milanesi. È il motivo per cui esiste l'amministrazione pubblica, scrive Sallusti oggi sul Libero, garantire il dispiegamento delle libertà dei cittadini in sicurezza. Rinunciare a pezzetti di libertà invece non è sicurezza, e avere introiettato l'alfabeto dei teppisti sotto la Madonnina. Signore e signori, governano i Maranza. È purtroppo fattuale. Signori, oggi l'editoriale di Giovanni Sallusti è da incorniciare, ma lo sentirete questa mattina intorno alle 9:30 nella sua consueta chiacchierata su queste frequenze. Vado, giro, signori, e perché è tardi, come al solito, siamo perennemente in ritardo. Tra poco ci colleghiamo con il Parlamento per parlare di animalismo, perché un Capodanno senza botto che Capodanno è, ma magari si può anche fare senza botti. Che ne pensate? Intanto ho tempo per farvi un altro regalo, ragazzi. Oggi sono veramente signori, altro giro, altro regalo. E allora vi ho letto La Libertà, vi ho letto Libero, e oggi vi leggo di fila anche il quotidiano Il Giornale, ragazzi. Ci sono i pidini all'ascolto che stanno sbavando. Soldi ad Hamas, ora non trema, l'imbarazzo di Conte, campo largo in tilt, il leader islamico balbetta dal jeep, pure l'ex premier si defila, mai coi terroristi. Sì, intervistato quest'oggi. E Tommaso Cerno con il suo controcorrente: il loro bavaglio non vincerà, non ci imporranno il Ramadan delle idee né la Sharia dell'informazione. Impugnate questo giornale come un'arma di libertà. È l'ultimo numero dell'anno, domani non saremo in edicola, ma non vi preoccupate, non hanno vinto loro, i signori del bavaglio, quelli che predicano bene e poi vorrebbero tapparci la bocca. Al giornale che ha svelato il piano dell'islamismo radicale in Italia, i suoi protagonisti, le trame di Hanun e dei suoi accoliti, le aderenze con Hamas e i legami grigi con la sinistra, la stessa che tace da mesi e adesso, imbarazzata per le pessime compagnie che frequenta, attacca noi che le abbiamo denunciate anziché scusarsi con gli italiani. Questo è solo l'inizio dell'editoriale di Tommaso Cerno oggi sul quotidiano Il Giornale, potentissimo, che parla chiaramente anche di manovra, TFR, previdenza. Ecco che cosa cambia. Giorgetti che dice non vogliamo aumentare l'età per la pensione, lo sapete, tutta una questione di calcoli, e quindi si agirà nei prossimi mesi nel 2026 per fare in modo che non si aumenti l'età per andare in pensione. Entriamo sul quotidiano Il Giornale, ragazzi. Oggi vi faccio veramente un regalo fantastico. 3 quotidiani di centrodestra uno dietro l'altro, non l'avevo mai fatto. E allora, a proposito di Mohammed, ormai si parla soltanto di questi nomi, no? Il reportage sul quotidiano Il Giornale, a pagina 2, ci porta proprio a Genova. Tra Caruggi e Minareto, Hanun fa il martire e Genova, la rossa, si riscopre islamista. Viaggio nel centro dei Camalli, di Don Gallo e di Piazza Limonda, dove l'antifascismo ora si sposa con l'Islam. La corrente musulmana del PD, signori, questa è una cosa che non ha mai scritto nessuno, ha un sogno: costruire un luogo di culto da 1200 metri quadrati. Ormai esiste la corrente musulmana del PD. E poi ci sono gli antagonisti che alzano il tiro, sit-in e minacce. La sinistra radicale fa fronte comune con i pro-Pale e promette il caos. Terrorista è la Meloni, hanno detto già. E l'islamizzazione è in pieno svolgimento nel nostro paese. Che ne pensate? Signori, siamo sul quotidiano Il Giornale
con Paolo Lunghi. Ho intervistato oggi a pagina 16 sull'argomento Famiglia del Bosco. Un presidio per la famiglia del Bosco, in migliaia lotteremo per riunificarla. Il leader del movimento social ha programmato un sit-in per il 17 gennaio. La famiglia del Bosco diventa un caso che travalica i confini del territorio italiano, al punto di aver suscitato l'interesse di un folto gruppo di cittadini che attraverso i social network residenti in diversi paesi si sono uniti in un virtuale abbraccio per sostenere Catherine e Nathan. 1 milione di persone capitanate da un portavoce, il giornalista e saggista Paolo Lunghi. A partire dal 17 gennaio avvieranno un presidio fisso vicino all'abitazione in cui attualmente risiede solo papà Nathan, sempre che sia lì, non ci risulta. Lo scopo: ricomporre la famiglia, far tornare i figli a casa. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin ritrova il senatore della Lega Manfredi Potenti. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e Ah. naturalmente buon fine anno e un buon capodanno a tutti. Veramente, grazie Manfredi, e mi fa veramente piacere averti in onda quest'ultimo giorno dell'anno, perché dovete sapere, cari ascoltatori, che il senatore della Lega Manfredi Potenti, oltre a fare il suo lavoro in Senato, le sue competenze, la sua esperienza politica, è diventato da tempo responsabile Lega del Dipartimento Tutela Benessere degli Animali. Già, la Lega se ne sta occupando da tempo, ma chiaramente non è che se l'è inventato la Lega, è per un bisogno, per un suggerimento da parte di centinaia di persone che si sono avvicinate ai nostri gazebo, ai nostri banchetti e hanno protestato, già, perché a quanto pare mancava qualche cosa o semplicemente la politica traviava l'animalismo in modo sbagliato, e allora si parla di animalismo con la Lega, ma soprattutto, a differenza di altri movimenti, di altri partiti, si accolgono le proteste della gente, e mai come in queste ore è importante parlarne, Manfredi, perché è il 31 di dicembre e il famoso Capodanno col botto è ancora di moda come non mai. Ricordiamo che cosa succede questa notte, quasi sempre, quanto soffrono gli animali e quanto ci muoiono dei botti, ma soprattutto ricordiamo le proposte che stai vagliando anche da associazioni che uno mai direbbe è la Lega Antivivisezione che bussa alla porta della Lega, guarda, quasi da stracciarsi le vesti. Noi non lo abbiamo fatto e li abbiamo ascoltati, ma qua mi fermo. Manfredi, raccontaci. Sì, anzitutto, come avevi anticipato, ricordo che questa sera è diffusa la consuetudine di celebrare la ricorrenza della fine dell'anno con diciamo una serie di consuetudini che sono appunto il lancio di petardi, botti di vario genere, e noi nei giorni scorsi abbiamo raccolto, come stavi anticipando, non solo quella di Love, ma veramente il suggerimento, l'idea, ecco, la forte propensione di molte realtà associative e anche singoli cittadini che hanno voluto rappresentarci la gravità degli episodi e delle conseguenze che si riverberano sugli animali, a carico soprattutto di cani e di gatti, ma anche di animali selvatici, in quanto spesso il fragore dei botti ingenera una evidente reazione di paura, porta questi animali frequentemente a perdere l'orientamento, a fuggire da recinzioni. Ad esempio si ricorda un episodio avvenuto a Roma nel corso del Capodanno del 2021, quando centinaia di storni spaventati andarono insomma a schiantarsi sulle facciate dei palazzi, sulle autovetture, generando anche situazioni di pericolo. Quindi abbiamo rilevato poi come tantissimi comuni abbiano
praticamente adottato delle ordinanze o dei regolamenti in cui si prevedono disposizioni che sono disomogenee in relazione a comportamenti vietati. Si ha magari un comune che istituisce un divieto e magari quello confinante di diverso tipo o magari non ne assume alcuno. Noi ci siamo preoccupati, ecco, di una particolare circostanza. Anch'io quando ero piccolo, insomma, ho giocato lanciando petardi, botti di vario genere, ma oggi assistiamo anche a qualche cosa di diverso, cioè ci sono molti più animali presenti nel nostro tessuto urbano e non solo, perché noi stiamo ovviamente con la proposta di istituire un divieto per alcune categorie di esplosivi. Ci sono sostanzialmente sul territorio nazionale delle previsioni che catalogano i fuochi di artificio in alcune tipologie dette F2, F3, F4 e articoli pirotecnici P1 e P2. Noi sostanzialmente abbiamo l'idea di proporre appunto un testo di legge che renda omogeneo su tutto il territorio nazionale il divieto di esplodere alcune categorie di questo tipo, chiamiamoli di articoli pirotecnici, che oltre ciò ogni anno generano centinaia di feriti e purtroppo alle volte anche dei morti. Ricordo che i feriti sono per lo più persone, anche ragazzi giovani, che perdono occhio, dita, avambracci, cioè qui non stiamo scherzando. L'utilizzo di questi strumenti, di questi oggetti da festeggiamento spesso travalica in rischi per la salute. Per gli animali è ovvio, si parla di traumi che possono diventare anche permanenti. Tantissimi animali, poche ore fa sembra essere stata profetica la proposta del Dipartimento Tutela del Benessere degli Animali, purtroppo proprio a Firenze è deceduto un cane spaventato dal fragore di alcuni petardi, è morto nel Parco degli Animali di Firenze, era un meticcio dal nome Nero, poverino, probabilmente il suo cuore non ha retto allo stress dovuto a questo tipo di rumori, e purtroppo ci sono magari alcuni animali che possono sopportare questo tipo di tolleranza perché magari sono cani da caccia allo scoppio, ma e poi noi dobbiamo pensare al 98% degli altri animali che vive nelle nostre abitazioni e nei quartieri nei quali vengono ad esempio esplosi questi pesanti ordigni, perché qui si parla fondamentalmente quasi di ordigni, poi ci sono altri che vengono esplosi in aria, quindi il fragore si disperde anche con un effetto di eco sulle facciate dei palazzi. Pensate a quello che è l'udito di un cane e cosa possa vivere. Quindi noi alla luce di una moderna diffusione degli animali nell'ambito domestico e di una maturazione civica che è diversa da quella di 20-30 anni fa, ci sentiamo in dovere di raccogliere, come è avvenuto. Io ho ricevuto personalmente una delegazione di LAV, ma nei giorni precedenti avevo condiviso questa necessità con tantissime altre associazioni, a cui a nessuna ho precluso la possibilità di parlare con me, di rappresentare anche sulle articolazioni del Dipartimento nelle varie regioni, dal Piemonte alla Lombardia, al Veneto, alla Sardegna. Insomma, abbiamo raccolto tanti spunti, ci sentiamo in dovere di concretizzarli in una proposta di legge che vada a favore dell'incolumità pubblica, della salute, dell'ambiente e soprattutto degli animali. Bravo, 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 perché l'animalismo non è né di destra né di sinistra, signori, e la Lega parla e ascolta tutti. E facciamo restare con la bocca aperta gli amici di sinistra, come succede in Veneto e in questi giorni il nuovo governatore della Lega del centrodestra come primo atto ha deciso di abbracciare una proposta della sinistra sui caregiver e li ha lasciati di palta. Bravo veramente Manfredi Potenti, seguitelo sui social, ma soprattutto il consiglio che vogliamo dare, Manfredi, a tutti coloro che hanno animali e gatti, cani: questa sera
dormono con noi in casa, ok? Tranquilli, non lasciamoli all'aperto, Sì. giusto? Non... E Dimmi. prendo spunto da un'iniziativa bellissima del Comune di Lucca, che questa sera organizzerà uno spettacolo pirotecnico utilizzando per la prima volta, credo in Italia, degli artifici che vanno in aria ma che non fanno rumore, quindi faranno un bellissimo spettacolo colorato pirotecnico, ma appunto per diciamo sensibilizzare i cittadini e proteggere quelle che sono anche opere d'arte, insomma il silenzio, e soprattutto a tutela degli animali. Il Comune di Lucca ha deciso di utilizzare per la prima volta questi diciamo artifizi che sono privi di effetti rumorosi per tutelare anche gli animali. Questo è un bel segnale, credo dimostri che si può festeggiare tranquillamente il Capodanno in tante maniere, anche evitando diciamo di ledere la salute dei nostri amici. Guarda, mi dai una notizia bellissima, avete capito? Siete in tempo, se siete in zona questa sera a Lucca, spettacolo pirotecnico silenzioso, stupendo, chissà mai che anche il sindaco di Milano Cicucci stia ascoltando. Grazie Manfredi Potenti, buon anno nuovo e buon lavoro. Buon Capodanno a tutti, ci vediamo nel 2026. Grazie. Qui Parlamento. Guarda che bellissima sta idea, fuochi artificiali silenziosi, che poi alla fine l'effetto è lo stesso, è bellissimo e non fai danno a nessuno, agli animali, ma anche alle orecchie umane, perdonami. Chissà se cominciamo, un po' come la birra analcolica, chissà mai che si cominci a utilizzare un po' di più. Exploit del gas liquido americano, signori, una buona notizia su Repubblica, non è facile trovarla, l'ho trovata. Exploit del gas liquido americano, scorte piene, e tu dirai ma quello ce lo fanno pagare. No, crollano i prezzi, signori. La buona notizia è che nel 2025 le quotazioni del gas, del GNL, sono in ribasso del 40% grazie ai rigassificatori. Le nostre riserve, quelle italiane, sono più alte della media europea, signori. E oggi su Repubblica, a pagina 30, si intervista Tabarelli. Le bollette scendono, ma un'ondata di freddo può cambiare rotta ai mercati. Il petrolio è sui minimi, non escludo che i valori restino ancora contenuti nei prossimi mesi. Significa benzina e gasolio giù e inflazione sotto controllo. Oggi Tabarelli intervistato sul quotidiano Repubblica. Un buon motivo per acquistarlo? Oddio, ce ne vorrebbero 100.000 di buoni motivi, ma io ve ne fornisco qualcun altro. Il furbastro di Sammy Varin. La manovra dell'austerità, titola oggi Repubblica. Armi, la destra litiga. Dubbi della Premier sull'Ucraina in Europa. Fratelli d'Italia contro i leghisti antidecreto sulle armi. Giorgetti sfida Vannacci. Call di Meloni con gli altri leader, frenata sull'ingresso di Kiev in Europa. E Riccardi, storico ex ministro, fondatore con Matteo Zuppi della comunità di Sant'Egidio, dice: non esiste una pace perfetta, serve un esercito UE. Quindi non lo teniamo mica per le nostre strade l'esercito, a tenere lontano i Maranza. No. Sono ancora su Repubblica, signori. Ricatti sessuali al GF, Signorini indagato per estorsione e violenza, Alfonso re del gossip, strumento di potere a servizio di Papi Silvio, scrive a pagina 13, ma in taglio basso si intervista Vladimir Luxuria. Se ha sbagliato va punito, ma l'onda omofoba web è feroce. In questa intervista si spiega che tutto questo è accaduto perché Signorini è gay. Ok? Lascio a voi naturalmente ogni pensiero, scrivetemelo 340-6709-659. Vi ricordo che noi siamo in onda anche dalle 11 a mezzogiorno e vi riempirò di messaggi. Attenzione, è in arrivo Alessandro Morelli, ma non vi mollo neanche per un istante, perché ho letto 3 giornali di centrodestra uno via l'altro. Adesso non vi leggo anche il quotidiano La Stampa, ma ci mancherebbe altro, ma non mi muovo di qua senza La Stampa. Schlein punito, chi
lavora la manovra premia i ricchi. Oh signor Schlein che parla. Sì, non ci crederete, ma a pagina 3 della Stampa oggi si intervista Elly Schlein. Tradite tutte le promesse, vantaggi ai più ricchi, si curerà solo chi ha soldi. Si parla naturalmente di manovra. La leader del PD: volevano abolire la Fornero, aumentano l'età della pensione. Meloni pensava di fare la pontiera con gli USA, ma subiamo i dazi più di altri. Capito? Scusate, sto cercando anche qualche battutina su Hannun. Non se ne parla proprio in questa intervista, giuro, voi che ci vedete meglio, non si cita Hannun, cioè il giornalista professionista Paolo Festuccia. Possibile che non cita neanche per un istante Hannun e i soldi dati ad Hamas, molto probabilmente attraverso anche la vostra carità? Signori, giuro, mi sto sbagliando certamente. A pagina 3 si intervista sulla Stampa Elly Schlein, non si parla di Hannun, del magna per aiutare Hamas, non se ne parla, ma mi sto sbagliando, sicuramente se ne parla, e allora leggetevela voi la Stampa. Io mi fermo, canzone indipendente e poi cerchiamo il sottosegretario Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. L'autostrada e l'ama ci dividerà, l'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, un'estate in più che ci regalerà un autunno malinconico senza te. L'autostrada e l'ama ci dividerà, l'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco. E finisce qua la storia di noi due, sono cose che succedono. E finisce qua la storia di noi due persone che si perdono. L'autostrada e l'ama ci dividerà, l'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco.
ragazzi, Fugain tanti anni fa e adesso Luca Minnelli, un'estate fa. Pensate che questo artista ha cominciato a fare lirica cantando per i turisti sulle gondole a Venezia, fino a collaborare con Brian May dei Queen, che ha fatto un assolo incredibile in una sua canzone. Cercatelo sugli store digitali e anche su YouTube. Luca Minnelli con Un'estate fa. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Beh, un bel valzer questa sera sarebbe da ballare, per cominciare il nuovo anno. Fatemelo salutare, è arrivato Alessandro Morelli, buongiorno. Buongiorno a te Semi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sottosegretario alla presidenza, subito la domanda scema, cosa farà Alessandro Morelli questa sera? Perché oggi sui quotidiani, oggi sul Libero c'è la guida per salvarsi dai Maranza a Milano e il nostro direttore Sallusti parla proprio di Milano dicendo cavolo è da anni che Sala ogni anno dice sì l'anno prossimo lo facciamo il concerto, la facciamo la festa, ma così dai Maranza non ci si salva proprio perché Piazza Duomo sarà loro e io sto facendo appello, mi raccomando, se avete figli, nipoti che vogliono vedere Milano, l'ultimo dell'anno, ma proprio a Milano devono venire, fateli andare in un locale piuttosto, ma non lasciateli da soli e soprattutto da sole in Piazza Duomo. Morelli, che si fa stasera? Ma per quanto riguarda la famiglia Morelli, mi sto a casa, nel senso che certamente essendo milanese eviterò le piazze che purtroppo sono letteralmente state lasciate in mano a questi balordi, questi delinquenti. A parte le battute, chiaramente noi stiamo vedendo come purtroppo questa è la conseguenza, perché se noi guardiamo chiaramente il fatto grave che letteralmente alcune aree, alcune parti del nostro territorio, soprattutto in eventi eccezionali come questo, il Capodanno ed altri, vengono letteralmente invase da personaggi che chiaramente non hanno alcuna intenzione né voglia di integrarsi, ma questa, Sammy, è solo la conseguenza di una serie di politiche che sono state portate avanti. Lasciamo stare l'insicurezza, il degrado che porta la politica di sinistra nelle nostre grandi città e purtroppo lo stiamo vedendo con delle azioni e delle decisioni che le amministrazioni di sinistra hanno preso. Ma il fatto più grave è che pochi fanno il collegamento con le vere cause. Questa è la conseguenza. La causa è un'islamizzazione, il permesso di arrivare in Europa ad una frangia islamista, profondamente islamista, che ha preso sempre più piede anche nell'ambito degli stessi immigrati. Non tutti i musulmani vogliono e fanno figli che diventeranno poi Maranza, però casualmente tutti i Maranza sono tendenzialmente musulmani. Quindi perché? Poniamoci questa domanda, perché avviene questo? I Maranza in Marocco, in Tunisia, in Arabia Saudita, figuriamoci, non esistono. Esistono qua. Perché? Perché alcuni, la stragrande maggioranza dei paesi islamici, hanno letteralmente dato la caccia a una frangia islamista che porta oltre all'Islam anche la politica e siccome da loro non sono graditi, o gli hanno dato la caccia ficcandoli nelle prigioni, e sappiamo cosa significa finire dai racconti nelle prigioni tunisine, marocchine, saudite, oppure se ne sono letteralmente andati. E dove sono andati? Sono venuti in Europa, dove la sinistra li ha coccolati e dove la fratellanza musulmana e alcune frange legate al terrorismo islamico sono diventate oramai quelle che oggi
governano le comunità. E quindi, facendo sempre il legame con questo fil rouge, i Maranza sono la conseguenza di una invasione dell'Islam politico, dei fratelli musulmani e di chi vicino ad Hamas ha fatto di tutto per raccogliere fondi, per portare l'Islam politico, per addestrare letteralmente imam che a loro volta fanno proselitismo nelle tante moschee che oramai purtroppo sono nelle nostre città, soprattutto al nord. Quindi abbiamo fatto rapidamente un excursus trovando le cause, le motivazioni che poi portano appunto a questa difficilissima realtà che noi siamo costretti a vivere. E perché siamo costretti a viverla? Perché la sinistra li ha sempre coccolati questi personaggi. L'Islam politico è un Islam che non solo nelle moschee cerca di promuovere l'Islam più radicale, quello posto che non esiste l'Islam radicale o meno radicale, l'Islam è l'Islam, ma un Islam che è aggressivo e che appunto ci riporta e ci ricorda quanto avviene in Medio Oriente, ma dall'altra parte che è sempre disposto a fare accordi politici. E se guardiamo le intercettazioni di questo personaggio, Annun, quello arrestato nei giorni scorsi perché accusato di fare non solo proselitismo ma di raccogliere fondi per i terroristi di Hamas, i tagliagole di Hamas, leggiamo che questo serenamente durante le intercettazioni e i rapporti che ha con i propri parenti dice: vabbè, se per caso ci sono le elezioni, noi daremo una mano a Tizio, a Caio, organizzeremo delle manifestazioni, eccetera, eccetera. Lo dicono, lo stanno dicendo, e quindi più di così cosa possiamo fare noi per palesare anche a chi fa finta di niente o perché è stolto o perché è connivente con quest'Islam pericoloso, per segnalare ai nostri concittadini, innanzitutto ai nostri radioascoltatori, quanto sia pericoloso questo assioma: Islam politico, sinistra europea. E cavolo, mi sembra di ritornare indietro nel tempo quando ci chiamavamo Radio RPL, Radio Padania Libera, e proprio tu, Alessandro Morelli, parlavi quasi quotidianamente a questi microfoni e la buttavamo in cacciara dicendo no al kebab, viva la polenta taragna, ma erano messaggi, erano lanci importanti, perché ci vedavamo molto molto lontano. Grazie a Umberto Bossi, dobbiamo dirlo, che ci ha azzeccato, e molte parole che lui diceva ci guardavamo in faccia dicendo: oh cazzo, ma cosa ha detto Bossi adesso? E poi ce la azzeccava, e in effetti è in atto una vera e propria islamizzazione dell'Italia. Oggi qualche quotidiano parla per la prima volta forse di una corrente islamica del PD, signori. Quindi, cioè, sta nascendo un partito islamico, l'abbiamo capito, ma verrà aiutato da una certa parte del PD. Ci metto un punto interrogativo perché lo devo mettere. E oggi, Alessandro, sul quotidiano La Stampa, io sono ancora qui che lo guardo, mi sembra di essere deficiente. Sto rileggendo e rileggendo l'intervista di Ellis Line oggi a pagina 3 della Stampa. Parla chiaramente della manovra, tradite tutte le promesse, vantaggi ai più ricchi, si curerà solo a chi ha i soldi. Ma Paolo Festuccia, che l'intervista continua a leggerla, è impossibile, non c'è una domanda che riguarda Annun e questo strizzare l'occhio verso questi movimenti islamici. Mi sto sbagliando sicuramente, Alessandro, sicuramente la Schlein ne parlerà in questo paginone sul quotidiano La Stampa. Chiaro che viene anche qualche dubbio sul silenzio della Schlein e di gran parte del PD su queste argomentazioni. Islamizzazione dell'Italia è una grande paura e purtroppo, ripeto, questa paura si ripercuote poi sui nostri problemi di sicurezza quotidiani. A proposito, senti, visto che
siamo l'ultimo giorno dell'anno e vogliamo anche fare un po' un bilancio di quest'anno, ma nello stesso tempo io ti porto anche quelle che sono le argomentazioni dei nostri ascoltatori. Allora, manovra certamente grande soddisfazione, anche perché molte delle richieste dei nostri ascoltatori sono diventate veramente manovra economica, e dove non c'è stata la manovra comunque il governo sarà interessato a parlarne nei prossimi mesi. Ci sono tre cose che insomma i nostri ascoltatori ci hanno segnalato, e visto che tu sei anche responsabile dell'informazione della Lega, bisogna lavorare su questi fronti. Tre cose che non sono andate giù ai nostri ascoltatori. Prima di tutto ci hanno fatto un grandissimo applauso alla Lega, e lo hanno fatto da mesi, sulla questione armi e soldi all'Ucraina. Fino all'ultimo abbiamo resistito, siamo riusciti a mettere in chiaro alcune cose, anche se poi chiaramente, lo sai, qualcuno iniziava a indicarci la porta dicendo: se proseguite così, quella è la porta. Seconda cosa, l'esercito nelle strade, signori. Sul fronte sicurezza c'è e ne vorremmo di più, ma c'è qualcun altro che invece l'esercito lo vuole formare per difenderci dai Khmer rossi o russi, non so. Autostrade, anche qui grandissima incazzatura ieri, e immagino anche l'incazzatura di Matteo Salvini, perché i giudici, io l'ho messa così, Alessandro, i giudici si sono presi una piccola rivincitina, visto che non sono riusciti a inguaiare Matteo Salvini sulla vicenda Open Arms. Ma sì, dai, aumentiamo le autostrade, facciamogli questo scherzetto, tanto i giudici il Telepass non ce l'hanno intestato a loro, sicuramente, e voilà, aumenteranno le autostrade nonostante il parere contrario del Ministero delle Infrastrutture. Signori, decidono i giudici. Armi all'Ucraina, esercito nelle strade, autostrade, sono dei piccoli cortocircuiti all'interno dello Stato italiano, tra poteri dello Stato che non dovrebbero esserci. No, ci mancherebbe, potere assoluto non lo chiediamo più, ci mancherebbe. Cosa sta succedendo su questo fronte? Come lo vedi il bicchiere? Stamattina siamo analcolici, dai, beviamoci un'aranciata. Come lo vedi il bicchiere? Mezzo vuoto o mezzo pieno in questa chiusura di anno? Beh, sul fronte dell'Ucraina chiaramente un grande risultato ottenuto dalla Lega. Finalmente non si parla solo di armi, ma si parla di altro, e cioè si parla di difesa dei civili, si parla di sostegno anche da parte dell'Italia sul fronte logistico, della sicurezza alimentare. Pensa alla necessità di riscaldamento, per esempio, che gli eserciti possono avere e possono consegnare e dare ad altri eserciti in situazioni di guerra, quindi soprattutto in determinate aree del mondo dove, lo ricordiamo, in Ucraina e in Russia in questo periodo le temperature sono abbondantemente sotto lo zero. Tu immaginati dunque in casi emergenziali legati appunto a bombardamenti o a guerra quanto può essere importante avere degli strumenti logistici che possano contribuire alla salute, chiaramente alla salubrità delle persone che sono vittime di questa situazione. Detto questo, quindi finalmente non c'è più un decreto fotocopia del precedente, ma un decreto che appunto prioritariamente, queste sono le parole del decreto, guarda alla osservazione della difesa dei civili, della difesa anche attraverso strumenti bellici, questo è chiaro, ma della difesa. È chiaro che quando qualcuno ha polemizzato, ma un missile che ferma un altro missile è comunque uno strumento di guerra. Sì, evidentemente sì, ma è uno strumento altrettanto evidentemente di difesa e non di attacco, anche perché non può fare altro, nel senso che finché non arriva un drone o un missile, quel razzo rimane nel tubo dove è inserito. Per quanto riguarda i militari nelle strade, devo sottolineare come anche qui la Lega si è battuta, ma soprattutto si è battuta per aumentare il numero di
componenti di Polizia e Carabinieri, che ricordiamolo dalla sinistra sono stati inseriti, ancora stiamo parlando dei governi del 2016-17, di quegli anni insomma, sono stati inseriti nel blocco del turnover, e quindi anche tra carabinieri, polizia e forze dell'ordine in generale non è stato mai permesso un reintegro delle persone che andavano in pensione, che sono andate in pensione, quindi una continua diminuzione. Grazie già al ministro dell'Interno Matteo Salvini nel 2018 e ora grazie al governo nel quale la Lega ha un'importanza fondamentale, già allora furono aumentati, iniziò il percorso di aumento di personale delle forze dell'ordine. Quest'anno questo aumento viene confermato con investimenti da parte del governo. Infine l'ultima domanda, Sammy, l'ultima questione riguardava, perdonami. Le autostrade. Le autostrade. Allora, il tema delle autostrade è un tema che ho seguito personalmente per tanti anni, perché prima da vice ministro delle infrastrutture e ora con la delega al Comitato Interministeriale per la Programmazione valutiamo gli accordi di concessione per appunto i concessionari autostradali. Ora, anche qui sembra incredibile, ma c'è sempre lo zampino dei soliti noti, perché noi dobbiamo sottolineare come ai signori Benetton tanto spesso, perdonatemi, faccio una piccola parentesi, parliamo giustamente di quanto la Fiat e la famiglia Agnelli abbia attraverso la Fiat introitato il famoso detto: quando ci sono dei guadagni sono degli Agnelli, quando ci sono delle perdite sono dello Stato italiano. Attenzione, per quanto riguarda la famiglia Benetton, di perdite non ce ne sono mai state, solo guadagni. E chi ha fatto, ha contribuito al buon sostentamento della famiglia Benetton? Sempre esponenti della sinistra, sempre governi della sinistra. Il primo fu Romano Prodi, quando fu la privatizzazione delle autostrade. In seguito ci ricordiamo tutti il dramma legato al Ponte Morandi, al crollo del ponte di Genova, una tragedia che ha visto decine di morti, una situazione nella quale il governo di allora, grazie al vice ministro Rixi, genovese, allora vice ministro dei trasporti e le infrastrutture, riuscì a recuperare un disastro avvenuto in solo un anno, realizzando, come sappiamo, il Ponte San Giorgio, uno dei ponti più efficienti e moderni del mondo. Detto tutto questo, cosa è successo negli anni successivi? Vi ricorderete che l'allora Premier Conte con l'allora Ministro Toninelli si sperticavano annunciando la rescissione della concessione ai Benetton, ad Atlantia, che è un'azienda, una società della famiglia Benetton. Insomma, vengo alla questione. Non fu quel governo a rescindere quella concessione, fu in seguito il governo Draghi con il ministro Giovannini, mio ministro delle infrastrutture. Io allora ero vice ministro, lui era ministro evidentemente del PD, chiusero quella concessione. Chiaramente le norme prevedono che se un concessionario viene buttato fuori anni prima rispetto alla chiusura contrattuale della sua concessione, gli devono essere dati dei danni, perché evidentemente la concessione non è conclusa nel suo periodo temporale. Sai quanto sono ammontati i danni che lo Stato italiano ha versato nelle casse, chiaramente indirettamente, dei Benetton? Lo sai, Sammy? Dici. 8 miliardi di euro. Mamma Quindi mia. quelli, l'azienda, la società Atlantia, non solo
da quanto dicono i giudici, lo dicono in maniera abbastanza evidente e ce ne rendiamo conto. Non solo non ha compiuto le opere di manutenzione e poi chiaramente le indagini della magistratura che si concluderanno sul fronte del Ponte Morandi sanciranno questo oppure lo negheranno. Non solo non avrebbero fatto tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovevano fare, ma in più grazie ad un governo con il ministro del PD alle infrastrutture hanno ricevuto 8 miliardi di euro. Quindi la nuova società si è ritrovata con una serie che è nata, nella quale, ricordiamolo, sono presenti dei fondi internazionali, CDP, quindi lo Stato italiano. Questa nuova azienda si è ritrovata con tutte le manutenzioni non fatte e chiaramente a dover partire da zero. Ora dunque, chiaramente il Ministero delle Infrastrutture, governato da Matteo Salvini, sul fronte dell'aumento dei pedaggi si è espresso in una maniera chiarissima: no agli aumenti finché la nuova società Autostrade non riuscirà a fare le manutenzioni doverose e le nuove infrastrutture che sono legate a un piano infrastrutturale molto, molto oneroso, questo è da riconoscere, che prevede per esempio la Gronda di Genova, prevede le nuove infrastrutture legate al nodo di Bologna, insomma ha una serie di anche infrastrutture, nuove infrastrutture e oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Ma come dicevi, i giudici si sono messi di traverso e hanno in questo caso dato ragione alla società che legittimamente difende i propri interessi e ancora una volta ci siamo ritrovati con la politica superata dai giudici. Siamo veramente in una situazione nella quale è veramente complesso trovare il bandolo della matassa per difendere i nostri concittadini. No, l'abbiamo visto dove va il bandolo, l'abbiamo visto molto bene, ma d'altronde l'aumento del costo della vita, insomma, bisogna tener presente. Fatto sta che siamo in chiusura e anche in chiusura proprio di anno, se ne va il 2025. Vogliamo ricordare, Alessandro, tutte le persone che si trovano in ospedale o che si trovano a casa ma allettate e che soffrono per i motivi più vari e variegati, e per loro una carezza da una radio come la nostra che parla tantissimo, a volte fa anche arrabbiare, ma secondo me tiene vivi. Senti, un pensiero anche in chiusura per la famiglia Del Bosco. Hai visto gli ultimi aggiornamenti? Visita psichiatrica anche a Capodanno, separati. Si continua a sfrugugliare nella vita di questi bambini. Ieri li hanno fatti vedere che giocavano con la lavatrice. Allora la giornalista diceva allora hanno confidenza anche con i mezzi tecnologici, eccetera. Come comportarsi, cosa sta accadendo? Stiamo esagerando anche sul fronte dell'informazione. Noi siamo giornalisti entrambi, forse è anche un po' colpa nostra o di chi, Alessandro? Chiaramente il nostro pensiero alla fine, in questa fine dell'anno, hai ragione, deve andare prima tra tutto alle persone che sono in maggiore difficoltà, che hanno bisogno di avere una compagnia, e Radio Libertà, anche attraverso la tua voce, la tua simpatia e la collaborazione di tanti volontari che ringraziamo tutti i giorni, ci permette di dare quel momento, quella luce, quella compagnia, dicevi giustamente, a volte che fa un po' arrabbiare, ma quella arrabbiatura deve essere sempre un seme costruttivo per realizzare una pianta che ha delle radici profonde, dei valori altrettanto profondi e radicati sui quali noi tutti ci basiamo per il nostro lavoro. In fondo, se noi possiamo lavorare per dare delle opportunità in più socio-economiche, culturali, di sicurezza, se la Lega può essere una forza importante anche nell'ambito del governo di centrodestra, con le difficoltà che tu stesso hai ricordato. Sul decreto Ucraina non è stato semplice la mediazione per arrivare
a questo punto sulla finanziaria, sulla manovra economica, portare a casa il risultato della rottamazione delle cartelle, degli investimenti legati alle pensioni o per evitare l'aumento dell'età pensionabile, insomma una serie di iniziative solide. La battaglia che abbiamo fatto per il contributo alle banche è tutto merito delle tante persone che ci sostengono, che a volte si arrabbiano se non riusciamo a ottenere quello che chiaramente tutti quanti vorremmo, ma coscientemente si rendono conto di quanto sia spesso complesso portare a casa questi risultati, dovendo fare chiaramente delle mediazioni con altri partiti e con un'opposizione e dei media che sono assolutamente schierati tutti contro di noi. Vedi il caso della famiglia nel bosco, dove invece io ritengo che noi stiamo facendo doverosamente il nostro mestiere, ognuno con la propria responsabilità, con il proprio ruolo, chi lo fa dal punto di vista politico-amministrativo, chi lo fa dal punto di vista mediatico, perché noi non dobbiamo abbandonare questa famiglia, non dobbiamo lasciare che servizi sociali, giudici che molto spesso sono ideologizzati e che non guardano l'interesse, in questo caso della famiglia, non guardano all'interesse dei genitori e dei bambini semplicemente perché hanno dei valori differenti dai nostri. Noi riteniamo, e lo diciamo convintamente, che la famiglia è il fulcro della nostra società, che i figli devono essere educati dai genitori e che la scuola deve essere un sostegno all'educazione che i genitori intendono dare ai loro figli. Per i comunisti, per la sinistra imperante, per questi personaggi ideologizzati invece, i bimbi tutti quanti sono dello Stato, siamo dello Stato, per cui i bambini tutti devono ricevere lo stesso tipo di educazione, un'educazione che viene decisa dallo Stato, per cui se lo Stato decide che l'educazione gender deve diventare l'educazione per i nostri figli, tutti, secondo la loro tesi, devono sorbirsi queste teorie che sono teorie gravemente lesive delle nostre libertà. Dunque Sammy, noi stiamo compiendo il nostro lavoro grazie ai nostri ascoltatori, grazie ai nostri volontari, grazie a te e a tutti coloro i quali impegnano il loro tempo, la loro passione, il loro lavoro per Radio Libertà e per dare spazio alle nostre voci. Grazie davvero anche per questo importante collegamento con la buona politica che la Lega cerca di portare avanti in quel di Roma. Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, buon anno nuovo a te e a tutta la tua famiglia. Ragazzi, ci sentiamo l'anno prossimo. Avete ascoltato L'Italia da fare. Qui Europarlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua